Terzo impegno della serata, il premio Consorzio Nazionale Innova Energia. È una corsa molto bella con pochi partecipanti ma davvero tutta da gustare sul miglio. 1 Enzo Del Ronco, Antonio Finetti, 2 Elegante Dan, Lorenzo Baldi, 3 Elemi Stab, Sandro Miraglia, 4 Firestyle BFC, Vincenzo Piscuglia dell'Annunziata e con il numero 5 Febo Spritz, Lorenzo Talpo Junior. Tutti i favori per Lorenzo Talpo e Febo Spritz che rinuncia alla partenza. Parte invece molto forte Firestyle BFC che in un amen è davanti a tutti e quindi prende il comando delle operazioni, seguito da Elegante Dan. In terza posizione rimane Enzo Del Ronco e poi abbiamo Elemi Stab e già Febo Spritz che si muove a destra. Il passo di Firestyle BFC ovviamente non è banale, forse non lo sarà. 15-1 comunque, niente di che, sembrava meglio a vedere l'azione del cavallo che sembra assolutamente bello scattante e davanti c'è comunque lui. Dietro segue Elegante Dan e a destra pian pianino recupera Febo Spritz, tutto come da programma. 32 per i primi 400 metri, quindi l'andatura invece è assolutamente accettabilissima, si va da 1,15,5 più o meno e siamo a metà della seconda piegata. Vincenzo Pescuoglio dell'Annunziata dopo 600 metri passati in 45,8 è in assoluto controllo. Dietro di lui c'è sempre ovviamente a controllare la situazione Elegante Dan e Febo Spritz macina metri a destra e ora si ritrova al sediolo del secondo 800 metri in un minuto esatto spaccato e ora ovviamente dovrà sempre tenere controllato il ritmo della corsa Vincenzo Piscoglio dell'Annunziata, perché adesso si andrà incontro agli 600 metri probabilmente di fuoco. Beh, già qualcosa è successo. 14,4 per la curva, Firestyle BFC se la dà a gambe, Febo Spritz confonde l'andatura e sbotta Cavallo di galoppo, 5, Elegante Febo Dan Spritz, invece continua a squalificato. seguire senza colpo ferire, quindi se la giocheranno in due. 13,8 per la retta delle scuderie, si entra in curva, ci sono due cavalli che stanno preparando quello che sarà il match dell'arrivo. Elegante Dan sembra avere qualcosa ancora quando siamo alla chiusura dell'ultima piegata in 14,7 comanda Vincenzo Pisconi dell'Annunziata, ma arriva Elegante Dan con Lorenzo Baldi. Elegante Dan e Firestyle BFC, le ultime battute sono di Lorenzo Baldi, sono di Elegante Dan che batte Firestyle BFC. Al terzo posto abbiamo Elemi Stab davanti a Enzo Del Ronco. 13,4, 2, 1 e 9 complessivi, 29 i 400 finali per la vittoria di Elegante Dan. Bellissima vittoria per questo maschio di 6 anni di Nadal Shiba, guidato e allenato da Lorenzo Baldi. Quindi vittoria di Elegante Dan in questa terza corsa del convegno di questa sera.